Oggi siamo qui con Chiara Bortolato. Chiara, raccontaci chi sei, quali sono state le tappe principali della tua vita e cosa ti ha portato a candidarti al Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno, sono Chiara Bortolato, sono trevigiana e lavoro nel territorio di Mogliano Veneto principalmente, sono una libera professionista, laureata in architettura e soprattutto una mamma. E sono consigliere nel comune di Mogliano Veneto e sono anche presidente a Consulta Pari Opportunità. Mi occupo quindi principalmente, oltre che dell'amministrazione comunale, del sociale, e quindi delle varie attività legate a questo ruolo. E la mia candidatura nasce un po' da un senso di dovere, perché nel sviluppare queste attività è nato questo desiderio e questa volontà di fare le cose fatte bene e sicuramente perseguire le linee politiche del mio partito, che è Fratelli d'Italia, che sono le linee del fare. Quali sono le priorità del tuo programma? In quali ambiti ritieni più urgente intervenire? Beh, allora il territorio della Regione Veneto è vasto e variegato e sicuramente gli ambiti principali dove dobbiamo intervenire assolutamente, che sono quelli che un po' stanno uscendo in questi giorni di campagna, sono il tema della sanità e della sicurezza. E poi anche lo sviluppo delle attività venete e quindi la valorizzazione della nostra forza lavoro e del nostro prodotto. Come immagini il Veneto tra 10 anni, se sarai eletta? Qual è l'idea di regione che vuoi lasciare ai cittadini e alle nuove generazioni? Non è una domanda molto semplice, però sicuramente deve essere un Veneto più giovane, più alla portata dei giovani, li dobbiamo recuperare e riportare appunto nel nostro territorio. E sicuramente le nuove tecnologie ci saranno d'aiuto, ma oltre ai giovani anche trovare una serie di aggiustamenti o comunque di sviluppare quelle che sono delle attività che possono anche rigenerare i nostri anziani. Quindi io me la vedo come una regione sicuramente che porterà avanti le proprie forze, i propri prodotti e le piccole e medie aziende, insomma, avranno il loro spazio per poter continuare a lavorare, e anche una città che possa essere omogenea e alla portata di tutti, giovani e anziani.